Quinta corsa, premio Comoda. Corsa a reclamare per cavalli di 4 anni, reclamare alta, 15.000 euro. 1 Zipras F, Loris Farolfi, 2 Zen Baggins, Lorenzo Baldi, 3 Zigzag OP, Maurizio Cheli, 4 Zebur Isaia, TRGF, Francesco Virzi, 5 Zarina d'Amore, Antonio Greppi, 6 Zabaione Spav, Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Zeronov, Edoardo Baldi, 8 Zemellino, Adrian Gioni. Leggermente discosto Zabaione Spav. Stacco della macchina, prova la partenza veloce Zarina d'Amore, gli rientra però Zen Baggins, vediamo, alla fine sembra sul punto di passare l'allieva di Antonio Greppi che sfila al comando davanti alla condiscendente Zen Baggins, mentre vediamo di fuori Zeburisa e TRGF, terza la corda è andato Zig Zag OP con Maurizio Cheli. Intanto arriviamo al paletto dei 200 metri in 15 secco con Zarina d'Amore, la figlia di Broadway Hall, facile al comando, si gira Antonio Greppi, vede quello che succede, di fuori c'è solo Zeburisa e TRGF, la cui schiena ora viene presa in maniera decisa da Zabaione Spav con Antonio Di Nardo, esce al largo anche Zeronov, intanto 400 in 39, vediamo in coda Zipras F. Intanto cavalli sulla seconda curva con Zarina d'Amore al comando, di fuori scoperto Zebur Isaia, TRGF, Zeb Baggins, lì seconda la corda davanti a Zigzag OP, 600 in 47,2. Sta graduando, visto anche la distanza lunga, la battistrada. Sempre Zabaione Spave in seconda per il largo, mentre c'è l'errore di Zigzag OP che era terza alla corda. Il Numero giro 3, in 1, Zigzag 2, 3. OP, Ne squalificato. approfitta Zeronov per mettersi terzo, intanto sempre in vantaggio Zarina d'Amore e Antonio Greppi affiancati da Zebur Isaia TRGF, qui va bene il ritmo blando, ancora una frazione in 15,5, secondo passaggio davanti alle tribune, ora Zabaione Spav sembra voler rompere gli indugi e scatta in terza ruota l'allievo di Antonio Di Nardo, va direttamente a contatto della battistrada che ora è costretta ad allungare. 14,5 qui davanti alle tribune, parziale interessante da parte del figlio di Nadal Shiba che appariglia la femmina, Zeb Baggins segue i due, poi Zeronov, Zebur Isaia che ha esaurito lo spunto, intanto la frazione ancora in 14,3 con Zabaione Spav che insiste al largo, cerca di reagire la femmina, ma la bordata del maschio è di quelle che fanno male, poi intanto Zeb Baggins segue il duello fra i due. Retta di là in 14-1, passa al comando Zabaione Spav su Zarina d'Amore, sposta al largo Zen Baggins, in vantaggio l'allievo di Antonio Di Nardo. Dopo un giro veramente notevole, sempre Zarina d'Amore ancora in quota. Poi vediamo in quarta posizione Zeronov, ultima curva passata in 14-8, si presenta in netto vantaggio Zabaione Spav su Zarina d'Amore che deve difendersi per il secondo posto. Zabaione Spav viene a vincere nettamente, mentre per il secondo probabilmente, forse ancora Zarina d'Amore, ma è finito molto forte al suo interno Zeronov, è lì vicino anche Zeb Baggins. Comunque la vittoria netta per Zabaione Spav, pronto raddoppio del team Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, stavolta per la scuderia santese, il figlio di Nadal Shiba, rientro d'agosto con un percorso deciso, soprattutto l'ultimo giro è andato a debellare le resistenze di Zarina d'Amore e l'ha battuta nettamente per arrivare isolato. Andiamo a rivedere la lotta per il secondo posto, stoicamente ancora la figlia di Broadway Hall, Zarina d'Amore, si è difesa, mentre per il terzo probabilmente, proviamo a sbilanciarsi, probabilmente è Zeronov che mantiene un filino di vantaggio su Zen Baggins che probabilmente è solo quarto. La quota in chiusura per Zabaione Spav 2,78.